Siamo con l'avvocato Alessio Morosin, candidato presidente della Regione Veneto di Indipendenza Veneta. Parliamo di quello che è il vostro programma in caso di elezione. Ci sarebbe una indipendenza immediata del Veneto? Allora, diciamo innanzitutto che noi seguiamo la via democratica e la via democratica prevede che siamo presenti il 31 maggio a queste elezioni del Veneto per far votare i veneti appunto su una opportunità. Noi abbiamo identificato un punto di programma, il diritto di voto, che è quindi un diritto anche in favore di chi è contrario all'indipendenza, ovviamente diritto di voto sul tema dell'indipendenza perché i veneti si esprimano finalmente su questo argomento che già i sondaggi, per esempio di Ilvo Diamanti, hanno individuato che c'è la volontà, la scelta in favore del sì all'indipendenza per ben il 58% dei veneti. Allora bisognava far sì che a queste elezioni del 31 maggio vi fosse l'opportunità, la possibilità per chi vuole l'indipendenza già di dare indicazioni per un movimento che questa indipendenza, questa voglia di indipendenza la interpreta con grande determinazione ponendola addirittura nel suo nome, nella sua ragione sociale. Noi siamo infatti Indipendenza Veneta. Ci sono anche altri indipendentisti che hanno scelto invece di stare con il candidato Zaia. Che messaggio dà a loro? Hanno sbagliato oppure potreste eventualmente fare un lavoro insieme in Consiglio regionale poi? Guardi, come vede già vorrei liquidare la questione con una battuta. In realtà la situazione è questa. Questa lista pseudo-indipendentista, che è uno vero specchietto per le allodole, noi la chiamiamo una lista civetta, politicamente una lista civetta, quindi una cosa politicamente indecorosa, è stata messa in piedi a pochi giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle liste, proprio perché i sondaggi davano noi che siamo di Indipendenza Veneta a due cifre. Indipendenza Veneta quindi con un grande consenso. E allora, non sapendo come arginare chi vuole veramente l'indipendenza, chi la interpreta con serietà, con credibilità, con impegno da 3 anni, che ha presentato un progetto che è stato votato, la legge 16, che ha nel proprio programma il diritto di voto sulla legge 16, evidentemente poteva essere fermato solo con questa lista civetta che si è data un nome volutamente confusionario, volutamente idoneo a confondersi con la nostra lista. Tant'è vero che il Tribunale di Venezia e la Corte d'Appello poi hanno riconosciuto questo dato di confondibilità. E quindi poi hanno riammesso alla fine. No, è stata riammesso dal TAR perché ha fatto una valutazione più che di giustizia all'italiana, ha fatto una valutazione quantitativa. Siccome gli altri 6 uffici circoscrizionali non avevano rilevato questa confondibilità messa in piedi all'ultimo momento, allora evidentemente piuttosto che buttare fuori 6 soggetti, 6 liste in 6 province dove non c'era neanche lo strumento giuridico evidentemente per operare in questo senso, hanno preferito quella di riammettere l'unica che era stata esclusa e quindi hanno detto facciamo votare tutti. All'italiana, qui non c'è legalità, non c'è diritto, non c'è nulla e capisce che abbiamo due pronunce completamente diverse. La Corte d'Appello di Venezia in sede di ufficio elettorale centrale che viene sconfessata dal TAR per una scelta che di diritto e di legalità mi creda molto molto poco. Se lei verrà eletto, che cosa succederà poi? Nei giorni, nelle settimane successive, ci sarà la convocazione del referendum? Noi abbiamo come punto unico del programma la chiave che apre il futuro al Veneto, che è il diritto di voto sul tema dell'indipendenza. Siccome la legge 16 è ancora sub iudice e quindi sappiamo che la Corte Costituzionale, che ha fatto l'udienza il 28 di aprile, probabilmente depositerà una sentenza di dichiarazione di illegittimità di questa legge, noi abbiamo già detto che la riproporremo immediatamente in termini più seri, non come l'aveva fatta Zaia, con 14 milioni di spesa a carico dei cittadini, ma con una spesa come l'altra legge, la 15, pari a meno di 4 milioni, a carico dell'erario, che peraltro siamo sempre noi, perché non è che l'erario sia un'astrazione, siamo sempre noi cittadini, e quindi vogliamo andare avanti su questo versante, operando anche in modo tale da evitare che vi siano ulteriori ritardi. Se la legge fosse nuovamente impugnata, la nuova legge fosse nuovamente impugnata, bisogna tener conto che se non è sospesa, e non era stata sospesa neanche la legge 16, il referendum si poteva indire e noi lo indiremo.
Quindi come tempi quando potrebbe essere indetto? Se vinco io le elezioni, entro 6 mesi si fa il referendum, volente o nolente questo Stato fallito, perché è un atto di democrazia che va difeso con determinazione. Quindi con Morosin governatore a Natale si vota o prima di Natale? Morosin governatore, entro novembre si vota in Veneto sul referendum dell'indipendenza. Purtroppo qui ci sono quelli che parlano di autonomia, solo Morosin, solo indipendenza veneta si batte per il referendum sull'indipendenza. Gli altri sono autonomisti variamente vestiti anche da pseudo-indipendentisti. Questa è la realtà che la gente deve sapere. Per quanto riguarda Equitalia, perché ci sono ovviamente tante emergenze che hanno proprio i cittadini, scadenze anche molto più brevi rispetto anche a novembre, che cosa succederà nel caso di avere un Morosin governatore? Che cosa cambierà? Ci saranno dei provvedimenti relativamente al fisco che verranno presi? Intanto con il Veneto indipendente non ci sarà più Equitalia, intanto la prima cosa. Poi non ci sarà più neanche l'emergenza perché prima dell'indipendenza, nei mesi successivi. Dell'indipendenza già c'è una moratoria di fatto, la gente che non riesce a pagare cosa deve fare? Suicidarsi forse? Io credo che giustamente se non hanno i mezzi non devono pagare, questo è il punto. Lo Stato evidentemente ha già procedure di recupero lunghissime, facciamo in tempo ad arrivare noi con l'indipendenza veneta prima che arrivi Equitalia con le sue esecuzioni.